I calamari del Golfo dell'Asinara, i più buoni di tutta la Sardegna? Sì, diciamo di sì. Ok, perfetto, quindi a domanda la risposta è stata secca, ma come si prendono questi calamari? Con le totanare. Le famose totanare. Famose totanare, sì, che sono dei pesciolini finti di tutti i colori, poi possiamo scegliere tra morbidi, duri, eccetera, e possiamo utilizzarne dai 2, 3, 4, 5 per volta. Ok, montate su una Trave apposita di lenza con un piombo sotto e con la canna e il mulinello. Quindi una pesca semplicissima e che porta in barca una leccornia anche. Buonissimi, 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 fatti in tantissimi modi e buono comunque. Mentre ok la pesca del calamaro, ma il Golfo dell'Asinara è un paradiso anche proprio per girare con la barca a vela. Certo, per visitare le varie calette, le calette dell'Asinara soprattutto, e poi la costa verso l'Isola Rossa è molto interessante, appunto per le calette, per fare bagni ci sono proprio delle piscine naturali. Visto che sei anche skipper oltre artigiano di Castelsardo, quali sono le mete più gettonate del Golfo dell'Asinara che ti richiedono i tuoi clienti o che vogliono andare? Con te o con le barche che affitti? Generalmente le richieste più frequenti sono quelle dell'Asinara, Stintino, il passaggio dei Fornelli, e Isola Rossa, come ho detto, Costa Paradiso, Santa Teresa di Gallura, la visita delle Bocche di Bonifacio anche, che è molto interessante. Insomma, tantissime mete fantastiche, il Golfo dell'Asinara è veramente una perla della Sardegna. Ma oltre canna, mulinello, totanare, come ci ha detto Gianni, un attrezzo fondamentale per questa pesca, magari non tutti lo sanno, lo spazzolino da denti. Certo, certo. Perché? Per tenere sempre umide e efficienti le totanare. La totanara, se rimane sporca e arriva in pesca, non ha la stessa resa che la totanara perfettamente pulita, quindi dobbiamo prendere lo spazzolino e Pulirle ogni volta che vengono ogni volta, sì, certo. Quindi denti più sani e più belli e calamari in barca. Chiaro. Perfetto, da Castelsardo è tutto.